veneziano, origine della lingua madre dei Doge. La domanda implicita nel titolo di questo mio breve intervento è in apparenza semplice. Da dove viene il veneziano? La lingua madre dei Dogi della Serenissima, la lingua egemone in tutti i territori de qua e de Adamar dell'impero veneziano, che tanto influenzò e riplasmò le parlate della terraferma veneta e delle coste istriane e dalmate, la lingua madre di tutti gli abitanti del centro storico di Venezia fino a poco tempo fa. Quali sono le sue origini storiche? Rispondere a questa domanda sembrerebbe cosa poco problematica. Dopotutto, se si ponesse una simile domanda per le parlate venete di terraferma, mettiamo del Veneto centro-meridionale, del Vicentino, del Padovano, Campo San Piero, ma si applicherebbe a tutte le varietà tradizionali del Veneto, una plausibile risposta, rapida e abbastanza lineare, sarebbe, mi pare, possibile. Si potrebbe ragionevolmente dire che sono, queste parlate venete di terraferma, il risultato della lenta secolare evoluzione del latino parlato, introdotto dai Romani circa 2000 anni fa. Dal latino parlato, che in ultimo discendevano dagli antichi veneti e che perciò parlavano in origine l'ormai estinta lingua venetica che conosciamo solo attraverso poche iscrizioni superstiti. Questo latino, inflesso da abitudini fonetiche del venetico, diede senz'altro origine, attraverso una plurisecolare evoluzione, a quelle parlate venete rurali che trovano riflesso, come diceva il professor Grigio, nel teatro cinquecentesco di Ruzzante. Infine, i cosiddetti dialetti veneti odierni dei territori di Padova e Vicenza, soprattutto quelli dei centri urbani maggiori, hanno risentito per secoli l'influsso del veneziano lagunare, idioma di prestigio irradiato dal 400 in poi sulla terraferma veneta da Venezia, città, capitale del grande stato veneto. Considerando la situazione del veneziano nel contesto della dimensione geografica, storica, cronologica che ho appena schizzato per le parlate del Veneto di terraferma, ci si imbatte subito in un grosso problema. Il Veneto di terraferma fu abitato da millenni da popolazioni di antico insediamento, il cui fondo etnico era venetico e in parte celtico. Tutta la terraferma fu romanizzata a partire dal II secolo, prima di Cristo. I processi di cui ho parlato si sono estesi così per 2 millenni. Questi fatti e questa cronologia non si applicano facilmente alla città di Venezia. A differenza di quasi tutte le grandi città d'Italia, Venezia non ha un'origine romana. Il suo popolamento è stato medievale e tardivo e la sua popolazione era scarsamente autoctona, nel senso che lo erano gli abitanti di terraferma. E in questa doppia realtà storica della tarda origine di Venezia e del suo popolamento, diciamo, nuovo, sta il nocciolo della problematica sulle origini del veneziano. Insomma, come si spiega la nascita di questa, per così dire, nuova varietà lagunare del Veneto nel periodo medievale, in quanto entità linguistica diversa e autonoma rispetto alle storiche varietà venete di terraferma? Tentare una risposta soddisfacente a questa domanda basilare, mi sembra, vuol dire cercare di valutare scientificamente le possibili filiazioni del veneziano con le varietà venete che la precedettero e che furono portati man mano dalle genti della terraferma emigrati in laguna nel Medioevo, nella lunga, complessa e storicamente unica formazione della città di Venezia. È chiaro che le abbinate questioni della formazione della nuova città di Venezia e della sua nuova parlata intrecciano storia e lingua, e affrontarle richiede l'ottica della storia, ma soprattutto un approccio filologico e linguistico, integrando linguistica storica e sociolinguistica, in grado di
di valutare le antiche testimonianze scritte venete e veneziane e di inquadrarle nello sviluppo storico a lungo termine del veneziano. Vorrei adesso toccare in succinto con voi stamattina alcuni aspetti di queste problematiche e alcune conclusioni a cui sono giunto. Sono ipotesi. Le mie conclusioni sono ipotesi. Sono giunto a questo in quanto linguista storico nel corso delle mie ricerche sulla storia del veneziano. Ho messo questi punti, questi 7 punti cardinali sul handout che avete davanti a voi, e c'è anche una cartina che mostra le migrazioni. Per il linguista direi che un nucleo di fatti spiccano quando si considerano le intrecciate origini di Venezia e del veneziano. Ecco il primo. Il primo naturalmente è questa tarda nascita di Venezia come entità politica e ancora di più come centro urbano. Ricordiamo brevemente i fatti. L'urbanizzazione massiccia di Venezia avvenne infatti solo all'inizio del secondo millennio della nostra era, e ciò implica necessariamente che la formazione del veneziano come volgare autonomo è stata cronologicamente molto tarda rispetto alle tradizionali parlate venete. Di conseguenza, il veneziano, a differenza degli altri dialetti veneti, non è emerso in modo tranquillo e lineare dal tardo latino di un popolamento stabile di tradizione ininterrotta, è invece un fenomeno più recente e più difficile da capire. Il secondo fatto è il modo speciale, e uso ancora la parola unico, in cui sono avvenuti nel Medioevo l'insediamento umano delle lagune venete e la formazione della nuova città a Rialto. La prima, l'insediamento della laguna, è stato un processo lento, anzi secolare. La seconda, la formazione della città, avvenne lentamente all'inizio nell'XI secolo, più rapidamente nel XII secolo, quando la città si stima poteva comportare 25-30.000 anime, e poi esplosivamente nel 200 per arrivare a una cifra sbalorditiva per il Medioevo, 100.000 abitanti. Questa è la città delle 70 contrade raffigurata nella famosa cartina trecentesca di Paolo da Venezia che si trova nella biblioteca Marciana. A quell'altezza, 200-300, Venezia aveva raggiunto il livello di una metropoli europea e più o meno la caratteristica morfologia a pesce che perdura fino ad oggi, e il suo linguaggio stava raggiungendo una stabilità parallela. Tutto questo può suggerire, mi sembra intuitivamente, che queste complesse dinamiche demografiche avranno avuto un impatto, forse un impatto notevole, anche decisivo, sulla formazione delle parlante di quello che si chiamava la civitas rivoalti, diventata poi la civitas veneziarum, e infine sulla nuova lingua stabile di Venezia, che si scriveva generalmente con la X. Il terzo fatto che colpisce il linguista è la provenienza delle correnti di migrazione che diedero nascita a Venezia. Parlo delle correnti di persone dalla provincia romana di Venezia ed Istria, profondamente romanizzata, le correnti che popolarono nell'Alto Medioevo le lagune dell'Alto Adriatico in successive migrazioni, in seguito allo sgretolamento dell'impero romano e alle ondate secolari di incursioni barbariche, soprattutto e decisivamente quella dei Longobardi a partire del VI-VII secolo. Gli emigranti di terraferma che fuggivano da queste invasioni, da Altino a Torcello per esempio, provenivano verosimilmente sia dal nord-est dell'attuale Veneto, sia dal centro-sud, cioè da quell'arca di importanti centri venetici ereditati in gran parte dai romani e che avete sulla cartina, cioè Adria, Este, Patavium, Padova, Altinum, Altino, Tarvisium, Treviso, Opitergium, Oderzo, Iulia Concordia, e Aquileia.
Per sintetizzare, i profughi erano perciò originari delle due zone maggiori della regione contigue alla costa. Due zone che, quando emersero i primi documenti scritti in Veneto, parlavano e scrivevano varietà venete apparentate ma comunque nettamente distinte nella loro struttura. La struttura della parlata veneta di Padova originaria era molto diversa dalla struttura del Veneto parlato a Treviso o a Belluno. E di come stessero queste strutture linguistiche di queste due zone venete ci è rimasta una documentazione fin dal 200 e anche prima, e dunque siamo relativamente ben informati sulla forma degli antichi dialetti veneti di terraferma. Il quarto fatto, questa volta prettamente linguistica, è la vistosa variabilità interna manifestata dal veneziano scritto delle origini quando emerse nel 200 e ai primi del 300. Chi ha lavorato con i testi veneziani antichi rimane sempre sorpreso dalla quantità di forme diverse per una stessa parola o di una stessa struttura. Incertezza strutturale, questa, che perdurò allo scritto in veneziano fino quasi al primo 400. Dei contorni labili di questo primo veneziano antico, chiamavano, Alfredo Stussi, grande linguista, Alfredo Stussi ha scritto belle parole, dice: proprio il veneziano, destinato ad espandersi con una precisa fisionomia, all'origine presenta coesistenza di tendenze divergenti, come se ancora si facesse sentire la varia composizione delle genti stanziatesi sulle lagune. Notiamo qui la connessione fatta dallo Stussi tra questa notevole variabilità linguistica e la natura del popolamento rialtino. Anche altro grande linguista, Alberto Zamboni, da parte sua, definì il veneziano in origine una varietà veneta marginale e di problematica formazione. E qui dico solo due parole. Ho detto che quando ci si imbatte in queste forme diverse si rimane sorpresi, soprattutto quando si guardano i testi veneti di terraferma, che sono più omogenei, e quando si guardano altre varietà italo-romanze italiane. Il toscano, per esempio, a quell'altezza cronologica è molto più lineare del veneto. Vi do solo due esempi. L'infinito in antico veneziano. Prendo il verbo vendere, vender, che si dice adesso vender. Si trovano negli antichi testi vender, vendere, vendre e vende, cioè 4 forme che si trovano. In Toscana si trova una sola forma, vendere, e basta. Participi passati, ancora peggio, diciamo, tra virgolette, si trovano 5 forme coesistenti. Il verbo amar, si trova amato allo scritto, amato, amado, amado, amao, e la forma attuale ama, elga, ama, i suoi genitori. Per spiegarle storicamente, tradizionalmente, si è ricorso a spiegazioni poco convincenti nell'insieme, cioè che i documenti sono filtrati attraverso scriventi che provenivano da diverse zone della laguna o anche della terraferma. Ma stranamente questo non si applica ad altre varietà. Il quinto fatto, connesso al quarto, ma in apparente contraddizione, è la notevole e rapida stabilità interna del veneziano scritto, raggiunta nel corso del 300 e nel 400, conferendo appunto quello che Stussi chiama la precisa fisionomia del veneziano quando si è espanso sulla terraferma. Sesto fatto, il veneziano dal 300-400 fino all'epoca moderna manifesta in alcune sue strutture fondamentali un'apparente intermediarità tra forme tipiche del Veneto nord-orientale e del Veneto sud-occidentale. E settimo ed ultimo fatto,
Sappiamo che accanto alla norma civile parlata che vigeva a Venezia fin dal 400 esistevano sottovarietà del veneziano, socialmente marcate da certi tratti non solo di pronuncia ma anche di struttura, per esempio parlao accanto a parlà, e queste si trovavano in zone marginali di Venezia. Ecco in succinto, ecco i 7 fatti che colpiscono il linguista. Un'osservazione preliminare concludente. Come si può, a partire da questi fatti, cercare di spiegare com'è avvenuta la formazione del veneziano? La mia teoria, sono un po'... No, posso... Sì. Allora, ok, faccio un breve sommario allora. La mia teoria, la mia ipotesi è che la formazione del veneziano è avvenuta attraverso quello che i linguisti storici chiamano la koineizzazione, cioè che il veneziano è una koiné. La koiné è una varietà nuova che si forma a partire da varietà connesse di una stessa lingua. È un processo che negli ultimi decenni abbiamo cominciato a capire in profondità, e adesso si può dire, per esempio, che il francese di Parigi, parigino, che poi è diventato francese, è all'origine una koiné fatta con input da dialetti francesi intorno a Parigi diversi. Questo è stato studiato dal mio collega St. Andrews Anthony Leach. Lo stesso si può dire per il castigliano, che è stato studiato da Tutten e da Penny. Più recentemente, le varietà inglesi coloniali come il neozelandese si possono provare adesso con registrazioni su 3-4 generazioni come l'evoluzione da varietà diverse, da persone venute dall'Irlanda, dalla Scozia, dalla parte dell'Inghilterra. Queste varietà si sono fuse per diventare un nuovo linguaggio inglese stabile. E io ho cercato di provare attraverso i documenti storici che uno stesso processo secolare molto complesso è avvenuto nelle lagune venete e si è concretizzato nella formazione del veneziano nel 300-400. Infine, con questa ultima frase, questa forse è un po' controversa, ma direi che quando si guarda il veneziano delle origini, le sue origini, le sue strutture, la sua storia e il suo prestigio, è difficile evitare la conclusione che è la prima parlata, la prima lingua veneta. Grazie.